Io sono affascinato dalle imprese come Marco Polo, cioè le imprese sono fatte da persone curiose, generose, divertenti, ma anche che sono commercianti, che sono diplomatici, perché poi da giovani si fanno i viaggi, no, per divertimento, poi da grandi si fanno i viaggi anche per lavoro, per conoscenze, che è quello che succede a tutti quanti i turisti che vengono a Venezia, sono persone che sono curiosi di vedere la storia di Venezia, per cui è reciproco. Noi con la stessa foga, con la stessa idea di Marco Polo, dobbiamo immaginare la Venezia del futuro, dove i giovani possono provare le loro strade, non sono solo strade nel mondo, sono anche strade interiori, strade personali, e poi tornano a casa, carichi di quell'esperienza, di quelle visite. Questa è l'idea di Marco Polo, questo è il bello di ricordare questo grande veneziano. Direi che insomma questo carnevale si è deciso di rallentare certi lavori proprio perché il periodo di carnevale si possa utilizzare la piazza, però direi che sarà un bel carnevale lo stesso. No, la piazza verrà utilizzata, per esempio anche quest'anno abbiamo spostato i fuochi d'artificio ai giardini, come abbiamo già fatto altre volte, per scaricare la piazza. È che purtroppo queste attività che stiamo facendo con grande passione, purtroppo dico io, hanno un grande successo di pubblico, e questo successo certe volte è un problema. A Canareggio abbiamo dovuto interrompere questa manifestazione straordinaria, lo diceva prima Giovanni Giusto, della Pantegana, per troppo afflusso di gente, e abbiamo delle norme di sicurezza perché oltre cui non possiamo andare, per cui siamo costretti a chiedere scusa ai cittadini, perché è una manifestazione, chi ci è venuto insomma è straordinaria, non ci sono parole, però per motivi di sicurezza poi dobbiamo reinventarci ed è un panettone che si allarga. Ecco perché dobbiamo sviluppare anche in terraferma, per tenere la gente, i ragazzi, magari per quello ho detto prima che a Forte Marghera c'è un luogo bellissimo da stare, eccetera, perché veramente c'è da divertirsi, per cui dobbiamo allargare lo stadio, il palasport, tutte queste grandi attrezzature servono perché c'è una grande città, dobbiamo prenderne coscienza. Quindi c'è l'industria turistica, ma ci sono anche i cittadini, cioè i cittadini della città metropolitana, siamo 800.000 da Chioggia a Portogruaro, e noi dobbiamo dare risposte a tutti, e secondo me è questo il modo, cioè trasportiamo la cultura veneziana della grande, devo dire anche qualità degli eventi, perché non c'è paragone rispetto agli eventi che si fanno in altri posti, Venezia è imbattibile su questo, lo diciamo, la spostiamo anche a Marghera, anche a Mestre, anche a Zellarino, cioè piano piano diffondendo questa qualità.